Ciao ragazzi, bentornati alla Villa dei Mosaici di Negrara. I mosaici che sono il tratto determinante di questa villa, per la loro bellezza, ma anche per il perfetto stato di conservazione a cui sono arrivati fino ai giorni nostri. Quindi io immagino l'emozione che anche gli archeologi avranno provato quando all'improvviso hanno visto affiorare questa bellezza. E questi mosaici raccontano molto, raccontano moltissimo, soprattutto dello status sociale della vita dell'epoca. Ma andiamo subito a sentire allora il nostro archeologo Gianni De Zuccato. Questi sono i mosaici del lato ovest del peristiglio e secondo me sono i mosaici più belli. Più belli per vari motivi, perché ci sono questi tondi, questi medaglioni con queste figure di animali, anche di persone, che hanno tutte la particolarità di essere rivolte verso il giardino. Abbiamo uno cervo, uno stambecco, e qui c'è il corrispettivo, probabilmente il maschio e la femmina, e tutte queste figure sono a coppie diagonali. Quindi c'è questa signora, questa dama ingioiellata, ma c'è anche una figura maschile barbuta, che purtroppo ha il volto rovinato, e poi c'è un fagiano, un gallinaceo comunque, anche lì probabilmente maschio e femmina, e di quelle appunto che abbiamo, che sono conservate, hanno questa particolarità. Quello che colpisce è la bellezza, la ricchezza dei colori. Qui sono state impiegate anche paste di vetro nei tasselli, oltre alle pietre locali che sono state utilizzate dappertutto. E particolare è anche la struttura geometrica del mosaico, che è unica, non ha confronti, non trova confronti, mentre i tondi di per sé erano un motivo abbastanza comune, abbastanza ricorrente.